Amiche e amici, oggi vi presentiamo i bianchini, più conosciuti come le meringhe. I due ingredienti principali, ovvero l'albume e lo zucchero, prima si uniscono e poi si fondono in un connubio dolcissimo, atto a creare i bianchini. Per 1 chilo di zucchero occorrono 12 albumi per un peso di circa 440 grammi, un pizzico di sale e un limone grattugiato. Ora Irene frulla gli albumi con un pizzico di sale e quindi un po' per volta aggiunge lo zucchero. Va frullato a lungo e quando poi diventa abbastanza duro aggiunge il limone grattugiato. Irene continua a frullare fino a quando poi la consistenza non permette di tenere un cucchiaino in piedi. Per la cottura dei bianchini in una cucina normale si usa la carta da forno. Poiché noi utilizziamo un forno a legna, abbiamo utilizzato la carta delle buste del pane, che sono molto simili alla carta straccia, affinché la cottura possa andare avanti senza che si creino problemi appunto con la carta. Con l'ausilio di 2 cucchiaini, Irene sistema le palline dei bianchini, anche facendo 2 bianchini appoggiati l'uno all'altro. Quindi la teglia la sistemiamo dentro il forno, la temperatura non deve essere superiore ai 100 gradi. Irene ha controllato il forno mettendo la mano nella bocca del forno per verificare se la temperatura fosse quella ideale. Un bianchino cotto bene deve essere bianco anche nella parte che andava ad appoggiarsi sulla carta e si deve staccare facilmente dalla stessa carta. Talvolta capita che i bianchini cambino colore poiché la temperatura è troppo alta e si spaccano. Questo semplicissimo dolce, come potete vedere, è croccante fuori, cremoso dentro ed è molto fragile, come un'appassionante storia d'amore. Mi fa pensare a Galeotto, fu quel libro che racconta di Paolo e Francesca baciarsi appassionatamente. Grazie Irene per aver realizzato questo dolce meraviglioso. Prego, grazie a voi che ci seguite. Ciao ciao!